Ciao a tutti, siamo qua all'Opoz, locale di Cagliari, in via Giardini, a presentare il progetto di crowdfunding di Marco Tanca, fumettista. Ciao Franco. Con Marco ci conosciamo da circa 10 minuti, siamo appena visti, mai incontrati prima d'ora. No, a parte gli scherzi, ci conosciamo veramente da tantissimo, abbiamo fatto la Fumectory insieme. Antico gruppo Fumectory. Esatto, un vecchio gruppo che ha riunito una serie di fumettisti di tutta Italia, che salutiamo, chissà magari vedranno il video, ed è in effetti di fumetti che si parla, giusto? Sì, perché sì. non sei qui, non siamo qui a parlare di una delle, cioè di tutte le tue, come posso dire, discipline in cui ti ci metti, cioè la musica, il video, fumetto, ballo, pittura. Ballo no, Ti ho visto una volta ballare. Meglio di no, meglio risparmio. Comunque sì, oggi fumetto, parliamo di fumetto. Parliamo di fumetto, quindi per la presentazione del tuo progetto di crowdfunding, del tuo nuovo fumetto, che sarà una raccolta, ma che avrà anche degli inediti, L'uomo dalle giacche Adidas, giusto? Giustissimo. Titolo corretto. Titolo corretto, hai studiato. Ho studiato. Niente, vabbè, io mi presento 3 secondi, sono Franco Sardo, appunto con Marco ci conosciamo da tantissimo tempo, faccio cose, organizzo eventi, scribacchio, e quindi insomma mi fa molto piacere, siccome conosco anche Marco e le opere di Marco Dal 2008? Sì, esatto, in realtà siamo 2009 conosciuti allo stand a forse. Lucca. 2008 o Sì. 2009? 2009 è stato il primo anno della Fumectory. Ci rivediamo negli anni di crisi, perché 2008 la crisi della Prada, 2020 adesso E non ci siamo messi d'accordo. In realtà ci siamo visti anche molte volte in mezzo, purtroppo, possiamo dire. Io ho fatto finta di non conoscerlo, ma succede, a volte vieni beccato. Comunque sì, quindi sostanzialmente ci conosciamo da tantissimo e mi ha fatto molto piacere che mi abbia chiesto, Al momento... mi abbia chiesto di farti anche qualche domanda, perché ti conosco, ci E conosciamo. tu ti hanno rifiutato alla fine. Era l'ultima, la S di Sardo, era l'ultima, fatto l'ultimo alfabeto. Chi mi rimane? E lui, vabbè, facciamo, il numero ce l'ho ancora, non so perché. Anche quello messo in chissà quale angolo. Comunque, quindi, tra l'altro mi avevi già parlato un po' di tempo fa di questo progetto, ricordo che appunto anche lì ho detto vabbè, l'uomo con le giacche Adidas, dai, lo vuol dire l'uomo con le giacche Adidas, che è questo personaggio di fantasia. Poi ho scoperto che in realtà ti riferivi a, appunto, cioè era un'opera autobiografica. Sì. Per sostanzialmente, per vezzo, l'idea appunto, no, di collegare una sorta di quasi di identificazione, se vogliamo, feticista tra appunto l'autore o parte della tua carriera d'autore, perché non c'è tutto Marco Tanca nell'uomo dalle giacche Adidas, giusto? No, è una selezione delle storie brevi che vanno dal 2010 al 2020. Diciamo in realtà, direi addirittura che ci sono praticamente tutte. Quelle brevi però. Quelle brevi, non è neanche ormai una selezione, perché il volume C'è è in progresso, veramente alla fine apparse su pubblicazioni, sul web, pagine social, Facebook, e alla fine più o meno ci sono tutte, non vorrei sbagliarmi che ho lasciato qualcuna, però c'è tanto, insomma. Sì, no, io ho visto chiaramente, ho avuto un'anteprima almeno di una parte, non sono tutti i fumetti che ovviamente che hai fatto, però, cioè se queste sono le storie brevi. Quindi, per esempio, so che tu hai lavorato anche in questi anni con Beppe Vigna, hai prodotto anche Luna Lounge, di cui qualcosa mi pare verrà inserito anche nella... Sì, ci saranno tutte queste storie brevi, e poi ci saranno sempre delle altre storie sempre brevi ma inedite. Quindi tra queste anche una nuova avventura di Luna Lounge. Luna Lounge è un mio personaggio che nel corso degli anni ha apparso in diverse autoproduzioni, e mi piaceva l'idea, appunto, vista l'importanza per me del personaggio, di inserirlo anche in questo progetto. Comunque periodicamente ho sempre sentito l'esigenza di realizzare una nuova avventura di Luna Lounge. Quindi ho detto c'è tanto di mio in questo. Vediamo, non l'hai cominciato, tutto questo progetto non è cominciato dopo il coronavirus, in realtà ben prima, e tu hai trovato l'occasione, diciamo, del lockdown per produrlo, per realizzarlo, ma non è una cosa che ti è venuta, diciamo, oddio che faccio, quasi quasi provo a... Allora, l'idea in realtà c'è da tanto tempo. Anche perché quando si pensa in realtà a una raccolta, uno viene, prendiamo le storie già pubblicate, le inseriamo e ciao.
Sì, in parte è così, però appunto ci sono anche questi, innanzitutto capire un po' che tipo di progetto volevo fare, anche questo del personaggio dalle giacche Adidas era un po' mi rappresenta, però appunto io volevo anche questi inediti che ci saranno perché innanzitutto è del materiale per chi già conosce le mie storie, vedere del nuovo. Certo. E poi dare appunto una freschezza, magari non che le altre storie per me non la abbiano, però dare anche guardate, io attualmente sono anche così, guardate un po' quello che faccio adesso. Posso darti una suggestione che mi è venuta in realtà adesso ma maturava da un po' se riguarda l'uso delle giacche Adidas, perché chiaramente ammetterai che Vai con la suggestione. no, ammetterai che incuriosisce anche soltanto un fumetto che si intitoli L'uomo dalle giacche Adidas, a maggior ragione se poi è una forma di autobiografia, anche se non è autobiografia, comunque riferimento autobiografico. Ho avuto l'impressione, al di là del gioco bizzarro, no, appunto di utilizzare la giacca Adidas come elemento distintivo, che volessi fare una sorta di biografia, appunto di raccolta di fumetti che ti dessero, cioè che dessero uno sguardo non superficiale, però rapido. L'utilizzo della storia breve, poi tu hai delle storie brevi, poi magari ne parleremo, è uno stile di storia breve molto, diciamo, secco, cioè proprio... Dritto? Sì, dritto, nel senso assolutamente essenziale, linea pulita, sia nel disegno che nel testo, non ti dilunghi, non sei prolisso, non sei barocco, non sei... anzi appunto vai dritto al sodo, sì. E mi interessa, così mi incuriosisce questa cosa. Potrebbe esserci secondo te questa idea della serie mi faccio conoscere in un aspetto mio, che non è il mio completo, appunto, non essendo un'opera omnia, un elemento che si può vedere dall'inizio facilmente, le giacche Adidas come riconoscimento, è la storia breve in termini di opera. E può essere stato questo, non so, il motivo per cui hai scelto un elemento così esteriore di te. Allora, è un elemento sì esteriore, perché mi capitava che a Lucca le persone... Immagino. Cioè. No, allora, innanzitutto è un capo d'abbigliamento che mi piace da sempre. Esatto. Poi, insomma, quando ti piace qualcosa, inizi a acquistare, io ne provo una rossa, una nera, una blu, cioè tutti un po' tutti i colori. Certo. L'armadio pieno di queste giacche. E quindi uno... Se un giorno che ti ho chiesto ma cosa sono io? Ok, domanda te la pone a un certo punto. Quindi già c'è questo aspetto qua. Poi capitava che alle manifestazioni fumettistiche ti ho riconosciuto da lontano perché quello è Marco Tanca. Tanto c'è anche questo fatto che molte persone non riescono a chiamarmi Marco o solo Tanca, ma devo dire Marco Tanca. Ma suono in realtà, ho anche il nome stiloso. Esatto. 4 sillabe. Quindi capitava questa... ti ho riconosciuto quello è Marco Tanca, quindi c'era sì questo aspetto esteriore, estetico. Sì, esatto. Però effettivamente poi tanti colori. Esatto, la varietà. Qui ho fatto una sorta di collegamento, vari le colori. Strisce, concedimi questa butade. Ho scelto la persona giusta. Le strisce proprio. Quindi sì, fondamentalmente poi mi sono detto, vari colori, se ognuno esprimesse magari un aspetto di me comunque, e quindi da lì è nata l'idea di fare il volume diviso in sezioni, ognuna rappresentata da un colore, e da qui appunto il sottotitolo di autobiografia cromatica. Giusto. Che è appunto il volume diviso in sezioni, la nera, sezione nera, rossa, blu, azzurra, insomma a seconda dei colori delle varie... Quante saranno alla fine? Dovrebbero essere 5 sezioni, 5 sezioni, quindi ognuna rappresentata da un colore, e quindi ho fatto anche questo collegamento, quindi mi piaceva collegare un po' questo fatto qui, curioso. Ogni colore corrisponderà a una giacca, cioè nel senso nel libro verranno rappresentate. Allora, mi piacerebbe aprire ogni sezione con il disegno della giacca del colore, appunto. Fatto da te, ovviamente, insomma. Sì, fatto da me, c'era anche l'idea, anche perché magari becco denunce dall'Adidas. Dico, chiariamo anche questo fatto. L'Adidas non ha finanziato il progetto, non prendo soldi. C'è solo il rischio che tu dovrai pagare l'Adidas se per caso gli arriva questo video. Anzi, si potrebbe anche fare qualcosa in caso di reclami, tipo, sai come quando si cambia leggermente il nome, quindi diventa tipo
Abibas. Adidas, sì, esatto. O Adidas, mi ricordo le calze Adidas che giravano. Infatti, la roba un po' tarocca. Che... vabbè, di necessità virtù, l'uomo delle giacche Adidas. Ci sta. Il discorso dell'Adidas. Sì, che non piglio €1. Quindi Esatto. fondamentalmente detto proprio... Esatto. Non hai pensato al fatto che in qualche modo stai correndo, mica un rischio, vabbè, perché magari no, però, cioè, nel senso, io probabilmente mi sarei inventato un'altra, cioè non è paura che l'Adidas veramente Beh, io vi saluto, è stato bello. Cambiamo domanda, effettivamente mi rendo conto che questa potrebbe... No, ci ho pensato. Ci sono dei precedenti, per esempio? Che io sappia no, non mi sono neanche informato come nel mio stile. Improvvisato. Ognuno è fedele, sai, a quello stile lì. Però dico anche una cosa, che in realtà qua il nome Adidas è utilizzato appunto come quasi, non dico omaggio comunque, ma come riferimento a qualcosa di un capo che comunque iconico. Iconico, che è entrato comunque nel... Quindi sai, è un po' come la Coca-Cola, quei marchi che comunque sono nell'immaginario collettivo. Come Vasco Rossi, bevi la Coca-Cola, mancherebbe che gli facessero storia. Certo. Quindi anche in questo caso, alla fine l'Adidas, che poi ci fa subito pensare riferimento alle tre strisce, siamo lì. E quasi, cioè, è un marchio iconico e quindi il mio è più un omaggio, cioè io non sto, capito, non sto abusando. No, ma questo è chiaro, per me, cioè, ma per chiunque penso che sia immediato. Per questo un po', cioè per questo fondamentalmente ho pensato anche, ma potrebbe essere, però quindi ho detto, ma in realtà non sto facendo niente se non rendere quasi omaggio e diciamo, cavolo, Adidas, io sono un vostro sto facendo pubblicità. Certo, se l'Adidas volesse partecipare a questo crowdfunding, beh, guarda, dal 12 giugno, insomma, ricordiamolo, esatto. Manderei una mail magari all'Adidas Corporation. Ci penso. Se vuoi aiutarmi nella compilazione per non fare qualche gaffe. Totò e De Filippo, finisce così. Comunque, sì, beh, no, in effetti, adesso mi veniva in mente per esempio l'utilizzo di marchi, in effetti di precedenti ce n'è, cioè di artisti o di opere in cui si citano smaccatamente dei marchi, anche per riferirsi, anche quasi, a volte a un momento storico, a volte a un luogo. Quindi a una zona, una cultura specifica. La giacca Adidas, tu dicevi prima, no? È iconico, un marchio conosciuto, sì, è iconico, un marchio conosciuto anche di un certo mondo. Certo. Parliamo del mondo, diciamo, dell'hip hop, del rap, street, esatto, certo. Street. Da cui si può anche dire che provieni, nel senso che appunto. Sì, ci sono ancora. no, mentre sì, esatto, a parte quei tuoi progetti in Saia, ovviamente il documentario sul rap sardo, assolutamente, la tua produzione come Sendo. Credo che effettivamente sia anche nel mio look, nel mio outfit, se vogliamo usare un termine anche sciccosetto. Esatto. Insomma, dal 1996, praticamente, quando ho iniziato ad avvicinarmi all'hip hop, fondamentalmente. Io ricordo che ho sempre usato delle giacche Adidas di tutti i tipi, quindi fondamentalmente perché per esempio ricordo che nelle tue opere precedenti, potrei sbagliarmi, ma questo aspetto della tua, io per esempio ho scoperto che tu avevi suonato, comunque insomma producevi hip hop quasi per caso, se non sbaglio, una volta, dopo che ci conoscevamo già da anni. In effetti avevi tenuto forse fino a quel momento i due mondi abbastanza separati, parlo del fumetto e del rap e dell'hip hop. Mentre forse in questo caso vuoi arrivare, cioè stai puntando a una sorta di sintesi, per esempio il videomaking con l'hip hop, con magari appunto il fumetto, chissà, magari un giorno fare un fumetto sull'hip hop. No? Mi piacerebbe, anche effettivamente hai centrato un punto, ho sempre avuto, non dico timore, però quasi una sorta di non tengo separate le cose, perché questo in realtà dopo tanti anni, insomma, si tende anche un po' a dire ma alla fine sono io, fa parte di me, quindi se i mondi che tocchi tendono a unirsi, a fondersi, quindi a sviluppare anche qualcosa di anche più personale, anche più tuo, no? Questo ben venga. Però in realtà non è semplice, ma per delle mie, insomma, dei miei timori un po' così, o comunque... Beh, capisco, sono campi che magari
non che siano totalmente separati, anche perché in realtà fumetti e hip hop, voglio dire, elementi di congiunzione tantissimi. Sì, caspita. Però magari sì, può essere anche un modo magari di approcciarli tuo stesso, no? Anche un po' diverso, magari nell'hip hop ti gettavi in un certo senso, io ti conosco come fumettista, più come fumettista, almeno per esempio sei sempre stato una delle tue caratteristiche di fumetto, poi magari parleremo anche del tuo stile, è il fatto per esempio di essere molto poetico, molto lirico, ironico, profondamente ironico, come sempre. Ti ringrazio, diciamo che non l'ho pagato per... Assolutamente, no, però ironico, autoironico, ma ironico anche proprio con l'utilizzo della leggerezza, un'ironia che vuole essere leggera, non vuole nemmeno essere comica, non c'è, voglio dire, non utilizzi, diciamo, le basse leve per strappare una risata, preferisci, almeno per quello che vedo io, strappare più un sorriso leggero, appunto, sornione, ecco anche l'aspetto sornione, mi fa piuttosto che lo felino. Esatto, il modo felino, Esatto, poi, a proposito anche lì, no, di icone, simboli, certo. questo immaginario appunto di gatti, poi il pesceggino che ovviamente ritorna nella produzione dell'uomo dalle giacche Adidas, in cui appunto magari c'era anche questo, no? Cioè potrebbe esserci un po' il fatto che nel fumetto ti concentravi su un aspetto più lirico, magari più leggero, più, non so, di un certo tipo, mentre magari sull'hip hop andavi su un aspetto, non so, più diretto, più schietto, anche più duro, non dico come linguaggio perché conosco i tuoi pezzi, però anche sì, cioè un po' più duro comunque come linguaggio e come esplicito, ecco, più esplicito sicuramente. Sì, anche se è una cosa che pensavo anch'io, anche se poi in realtà andando a fondo su tanti testi che ho scritto anche su come gusto musicale, le basi scelte, le produzioni, tutto e come volevo che suonasse tutto, in realtà mi accorgo che in realtà ciò che facevo fumettisticamente assomigliava in realtà tantissimo Alla musica. anche se non sembrerebbe come tipo di scrittura, in realtà anche se chiaramente erano delle cose diverse e si trattava anche tematiche diverse, però in realtà ci sono state persone che hanno detto comunque si vede che è scritto da te, quando hanno potuto leggere, insomma, però effettivamente anche a me un primo, cioè sono delle cose che chiaramente scopro anch'io facendo, cioè tengo a dire che non ho mai, insomma, tutto chiarissimo e mi piace scoprire anche esatto, le mezze anche tue, cioè.